sera siamo con l'ex presidente della regione, onorevole Salvatore Cuffaro, per fargli un po' qualche domanda su questo nuovo progetto politico, quello della Democrazia Cristiana. Grazie Presidente per aver accettato il nostro invito. Intanto una prima domanda, ecco, come stai? Tu hai avuto problemi con il Covid e non lo so se ci puoi raccontare brevemente di questa esperienza che sicuramente, insomma, è stata particolarmente provante. Beh, diciamo che ho superato la prova più difficile, che è stata l'assalto dell'orco, del Covid, che mi ha tenuto 20 giorni in rianimazione. Adesso sono in un periodo di convalescenza, i polmoni hanno bisogno di riprendersi con un po' di fisioterapia lentamente, che sto facendo, ma spero e vorrei dire soprattutto ai giovani di essere prudenti, di utilizzare e rispettare le regole per evitare di poter essere contagiati, perché moltissime volte il virus nel suo contagio è leggero e a volte anche asintomatico, ma c'è una percentuale di casi in cui invece diventa cattivo, terribile, e in quei casi, così come è successo a me, vivi l'impotenza di quello che tu puoi fare, nel senso che ti aggredisce, ti porta in rianimazione e non hai nessuna possibilità, ma proprio nessuna possibilità di poterti difendere, se non la speranza che il tuo corpo reagisca, che i medici che ti assistono facciano quello che possono, ma è assolutamente poco, tranne l'eparina e l'ossigeno. Quindi mi auguro che ci sia uno spirito di sacrificio e soprattutto la voglia di capire che non stiamo parlando di una banale influenza, come molti vogliono far credere, ma stiamo parlando di una aggressione spesso mortale, complicata, di un virus che adesso non colpisce soltanto, che non sta colpendo soltanto i polmoni, ma colpisce l'intero organismo, il cuore, la pleura. Quindi mi raccomando soprattutto ai giovani, prudenza, rispettiamo le regole e facciamo il vaccino, che è l'unica possibilità che abbiamo nel giro di poco tempo di tornare a poter vivere una vita normale quando tutti ci saremo immunizzati. Quindi un consiglio, diciamo, a chi ci ascolta, in particolare ai giovani che magari vediamo che sono un po' superficiali, no? Per cui li vediamo spesso insieme, senza Ma non mascherina. solo ai giovani, credo che ci siano parecchie fasce di persone che sono superficiali, giovani e meno giovani. Quindi io racconto la mia esperienza, chi ha voglia di farne tesoro, sapendo che è una malattia che ti porta inesorabilmente alla morte quando è maligna e quando è pervicace. Secondo te si sta facendo abbastanza diciamo, fronteggiare questa pandemia? Parlo Si anche sta, come medico, ecco, tu sei anche un medico, per cui il tuo punto di si vista sta è anche facendo un po' specifico. si sta facendo quello che si può, non c'è una terapia per fronteggiare l'aggressione del virus, c'è una, l'esperienza ce lo insegna, una possibilità di evitare che si possa essere contagiati con tutte le misure che si stanno facendo e soprattutto con la vaccinazione. Serve fermare la catena del contagio, e la catena del contagio si può fermare soltanto evitando rapporti con le persone. Oggi il rischio del contagio è maggiore perché ci sono molte persone che sono infette dal virus ma sono asintomatiche, che spesso non sanno neanche di avere contratto il virus, e purtroppo diventano delle persone che contagiano a loro insaputa. Quindi è necessario interrompere questa catena per fermare il percorso del virus. Il vaccino servirà, appena avremo completato la vaccinazione di tutti, a renderci immuni ed evitare che questo virus, sperando che non cambi antigenicità, il virus continua a seminare morte, disperazione, dolore, sofferenza. È una lista quotidiana di amici che mi chiamano per dire che hanno avuto un lutto in famiglia, le persone che vengono aggredite e muoiono sono sempre più giovani, non colpiscono più gli anziani, quindi è una pandemia dolorosa, drammatica, sia dal punto di vista umano per gli affetti familiari che vanno via, sia dal punto di vista economico, perché sta costringendo non solo l'Italia, l'Europa, ma l'intero mondo a vivere una crisi che forse negli ultimi anni non abbiamo neanche mai immaginato di vivere.
Anche questa vicenda dell'azienda che produce il virus, che in questi giorni stiamo vedendo, sta tagliando un Diciamo che, 30%, c'è diciamo un che produce il comportamento vaccino, insomma. sicuramente molto discutibile. Diciamo che produce il vaccino, non il virus. E il vaccino, scusa, Sì, sì, vabbè, molto discutibile perché la Pfizer, che è stata la prima a progettare questo vaccino, e credo che sia in difficoltà perché altrimenti non si nella produzione, perché altrimenti non si capirebbe perché non sta rispettando gli impegni. Speriamo che le altre società che ormai stanno producendo il vaccino, la Moderna e fra poco anche quella italiana, che sarà la soluzione dei nostri problemi, facciano presto per mettere in commercio il vaccino e poter avere una diffusione maggiore, una presenza dello stesso più diffusa e più pronta, perché credo che la soluzione, non ce ne sia altra, la soluzione che oggi è davanti a noi è soltanto quella della vaccinazione. Bisogna resistere, attivando un processo non di resistenza, ma di resilienza. La resilienza è la resistenza collegata alla speranza. Resistere con qualche sacrificio per evitare contagi, nella speranza che di qui a poco la vaccinazione, che dovrà essere fatta per tutti, risolva questo dramma. Presidente, parliamo ora un po', allarghiamo l'orizzonte dell'intervista con questo tuo nuovo impegno politico, ecco, questo della Democrazia Cristiana. Ecco, cosa ha spinto a seguire questa scelta e iniziare, diciamo, un percorso politico nuovo, insomma, fra virgolette? Ma il percorso politico che stiamo attivando, che è soprattutto un percorso politico che deve vedere protagonisti non i Cuffaro e quelli della generazione di Cuffaro, ma deve vedere protagonisti i giovani che devono diventare il cuore, l'elemento pulsante della democrazia cristiana, che mi permetto di correggerti nel dire nuova, non una nuova democrazia cristiana, ma una democrazia cristiana nuova, perché la democrazia cristiana è sempre la stessa, con la sua storia, con la sua cultura, con i suoi valori, con quello che ha fatto grazie ai tanti leader e alle scelte a partire dal dopoguerra per ricostruire il paese, per ammodernare il paese, per renderlo quello che è. Ma quella è la democrazia cristiana che conosciamo. Oggi abbiamo una democrazia cristiana che deve essere nuova, perché deve essere nuova nello spirito e deve essere nuova soprattutto nell'età. Non può più esserci un partito oggi che guardi a una presenza degli ultra sessantenni o degli ultra settantenni. Il partito deve essere nuovo perché deve essere affidato ai giovani che devono compiere i loro errori, che devono fare la loro esperienza, che devono sbagliare, che devono imparare, ma che devono soprattutto misurarsi con una realtà che è quella di far tornare protagonista la politica in mezzo alla gente. La democrazia cristiana nuova non deve essere dall'altra parte dello schermo e parlare addosso alle persone. Deve essere in mezzo alle persone e deve avere innanzitutto la capacità e la voglia di ascoltare, la voglia di riflettere, la voglia di rendere protagonisti tutti quelli che in questi ultimi e tantissimi anni si sono allontanati dalla politica perché sono stati considerati non facente parte di una politica protagonistica e di partecipazione, ma soltanto come elemento finale a cui rivolgere le proprie prediche o le proprie sermoni dalla televisione. Noi vogliamo che torni in mezzo alla gente una passione antica dal cuore nuovo, considerando che per quel che ci riguarda i giovani hanno la consapevolezza di considerare la politica una splendida avventura e sanno perfettamente che richiede coraggio, che richiede passione, che richiede rigore morale e che soprattutto deve essere una passione di servizio e non di egoismo per raggiungere fini o obiettivi personali. Per questo è una democrazia cristiana nuova, perché è diversa da quella che abbiamo fatto nel passato, dove abbiamo immaginato che il consenso si dovesse costruire con lo scambio tra la politica che dava e l'utente che riceveva. Oggi questo scambio non ha più un modo di esistere e soprattutto non c'è nella cultura dei giovani, che guardano gli obiettivi da raggiungere, considerando il merito, considerando la capacità di formarsi, considerando la voglia di studiare. Ecco, tutto questo fa
della nostra democrazia cristiana una democrazia cristiana nuova, ma che abbia il cuore antico, perché torni a fare popolarismo. Oggi l'idea di Sturzo del popolarismo è stata cambiata e mistificata, perché adesso è diventato populismo, è diventata sovranismo. Noi vogliamo tornare, è diventato mal di pancia, noi vogliamo tornare al popolarismo e riattivare le sezioni, le segreterie come luoghi dove si torna a parlare, a riflettere, a ragionare di politica, a fare quello che Sturzo chiamava segretariato sociale, la disponibilità della politica a servizio delle persone. Follini l'ha individuata tra le varie personalità, diciamo, su cui puntare per questo nuovo progetto. Ecco, si è un po' stupito di questa cosa? No, io conosco Marco dalla prima volta che lo votai segretario nazionale dei Giovani Democristiani a Bergamo, quando nelle lunghe liti della settimana per chi dovesse essere il nuovo segretario dei Giovani Democristiani, io ero tra quelli che sin da subito aveva scelto di stare con Follini. Ricordo che venne Moro, che ci chiuse in una stanza e ci spiegò che il partito, Moro era segretario nazionale allora della Democrazia Cristiana, e ci spiegò che il partito al quale lui guardava non poteva essere un partito di scambio, ma un partito di idee, di ideali, un partito che credesse e difendesse i valori della Democrazia Cristiana. E ci disse che tra tutti quelli che aveva ascoltato e che conosceva, Marco poteva essere in assoluto quello che meglio avrebbe potuto incarnare questa nostra storia. Votammo Marco Follini e da allora il mio rapporto con lui è sempre stato vero, sincero ed è andato avanti negli anni. Fu il primo che venne a trovarmi quando mi si chiese di scontare i miei errori in carcere ed è il primo che ho chiamato quando, avendo scelto di riprendere il filo di una storia, il filo della storia della Democrazia Cristiana, ci potesse dare una mano d'aiuto. Ha fatto già la prima lezione ai giovani che stiamo formando nella scuola di formazione, domani ce ne sarà un'altra, dopodomani ce ne sarà un'altra fatta da Vito Riggio e poi ce ne saranno ancora tanti altri, e io penso che lui meglio di qualsiasi altro oggi possa andare a spiegare le ragioni di un'anima, di un cuore, di un partito e a farlo conoscere agli italiani, a farlo riconoscere agli italiani nelle televisioni. La Democrazia Cristiana è una grande emozione, è un'emozione che stiamo risvegliando, un'emozione che pensavo trovasse spazio nel cuore e nell'animo degli ultracinquantenni che l'avevano riconosciuto, e invece con grande meraviglia e con grande soddisfazione scopriamo che questa emozione, oltre che negli ultracinquantenni, si risveglia nei giovani che hanno sentito parlare di una storia, di un filo, di un'idea, di un valore, che hanno a cuore le scelte importanti della vita sociale di ogni giorno, la solidarietà, la famiglia, il bisogno, il lavoro. Ecco, tutto questo credo deve tornare ad essere protagonista. Noi lo stiamo insegnando nella scuola di formazione agli oltre 300 ragazzi che partecipano, perché in politica bisogna essere preparati e soprattutto bisogna conoscere la storia, perché non potrà e non si potrà costruire un futuro se non si conosce la propria storia e soprattutto se non si capisce quali sono le radici da dove veniamo. Ecco, la scuola di formazione si chiama Paideia, questo è il nome che avete dato. Ecco, vi aspettavate questa fortissima richiesta? Ma per la prima volta in vita mia sono stato in difficoltà, perché dovendo fare una scuola di formazione siamo partiti da 150, adesso siamo diventati a 300, abbiamo scelto di non andare oltre, perché sino a quando le lezioni vengono fatte online, come stiamo facendo adesso, causa il Covid-19, va bene i 300, ma quando torneremo a fare le lezioni in una grande sala con le difficoltà del distanziamento sociale, 300 sono già un numero difficile da governare. Questa è la prima scuola dove questi 300 ragazzi formeremo alla presenza di illustri docenti. Ha parlato Follini, ha parlato il professore Guccione, dopodomani ci sarà Vito Riggio, poi ci sarà il magistrato Enzo Vitale, poi ci sarà Don Massimo Naro e via di seguito. Ne faremo un'altra per formare altri giovani. Io credo che il nostro compito prioritario e più delicato sia quello di formare quadri dirigenti. I quadri dirigenti che noi formiamo sceglieranno liberamente in quale partito voler partecipare, perché la formazione
è la capacità di saper riconoscere quali sono le realtà che vanno difese dentro le istituzioni, che vanno portate nella società perché diventino risposte ai bisogni della gente, non può e non deve avere un colore politico. Noi siamo convinti che la formazione serve a tutti. Se poi quelli che formiamo sceglieranno di stare nella Democrazia Cristiana, saremo ulteriormente soddisfatti, ma lo saremo anche se dovessero scegliere di militare in un altro partito, perché la storia insegna che le persone che hanno fatto un percorso di strada in comune comunque si ritroveranno anche su fronti diversi nel portare avanti il bene delle istituzioni, perché la politica non è soltanto la rappresentanza elettorale del consigliere, del deputato, del segretario. La politica è tutto quello che serve a costruire un progetto di bene comune, e si può costruire facendo politica un progetto di bene comune, facendo il deputato, ma facendo il medico, il professionista, il magistrato, il prete, l'agricoltore. Tutto contribuisce a fare politica, e questa formazione serve a far riconoscere il bene comune e a coltivarlo insieme. Questa è una notizia sicuramente interessante, perché diciamo, è aperta a tutti e ognuno, cioè, non è incanalato per una via esclusiva verso la Democrazia Cristiana, però ecco, è incanalata verso la formazione di una coscienza politica, per cui ognuno poi, dico, penso che sia un bell'indirizzo questo. Ma la Democrazia Cristiana, Sturzo, De Gasperi, La Pira, Moro, avevano un'idea della partecipazione che è un'idea libera. Il nostro deve essere un partito moderno, libero, plurale, ma non può essere mai un partito che abbia l'intenzione di coartare le coscienze delle persone. Noi dobbiamo difendere la democrazia e dare quali sono gli indirizzi dell'ideale, dei valori che vogliamo difendere. Poi ognuno potrà liberamente scegliere di difenderne un altro e di partecipare a un altro ideale, ma va bene lo stesso. L'importante è che qualcuno creda in qualcosa da portare avanti e da difendere. Oggi invece vedo che la politica sia soltanto accaparramento di posizioni e soprattutto scelte che nulla hanno a che fare con l'ideale e nulla hanno a che fare con la formazione politica. In questi anni abbiamo assistito a un totale allontanamento dei giovani, delle famiglie, delle persone più grandi alla politica. È mancato il contatto con la gente, con il territorio, e da lì una sorta di antipatia verso la politica, molti malpancisti, molta gente si è allontanata, anzi parlando male della politica. Mi riferisco anche a certi movimenti che ora governano, come il Movimento 5 Stelle, che all'inizio ha fatto proprio di questo una fonte di accaparramento di voti, per cui questo progetto politico serve proprio ad avvicinare la gente e in particolare a sentire il contatto col territorio, perché in realtà è mancato questo da quando la politica si è avviata verso il bipolarismo, almeno secondo me, verso questo modo di votare così calato dall'alto, con le liste, con i nomi già prestabiliti. Tutto questo ha fatto in modo che la gente si allontanasse dalla politica, per cui diciamo oggi si sente una forte richiesta, una forte esigenza di parlare con qualcuno, perché credo che le istanze che arrivano a voi, in particolare a te, che sei stato tra l'altro una persona molto nota, molto cordiale, ricordiamo sempre il soprannome che tutti ti davamo, insomma, Totò Vasa Vasa, perché era un modo, diciamo, per avvicinarsi alla gente e avere la pazienza di ascoltarli, una cosa che purtroppo è mancata in questi anni. Ecco, facciamo un po' una breve analisi. Ma guarda, la politica negli ultimi anni ha sempre fatto a meno della partecipazione della gente comune. Adesso siamo all'oltre 50% degli elettori che disertano le urne. È una percentuale fuori dalla logica della democrazia. Non si può pensare che il 50% delle persone non vadano a votare. È una democrazia dimezzata. Per tornare a un dato, se pensate che io sono stato eletto con 2 milioni di voti,
e poi ci sono stati quelli che hanno preso i miei avversari che hanno preso il resto, mentre adesso si viene eletti presidente della regione con 700.000 voti, che sono quelli che ha preso Musumeci, con 450.000, che sono quelli che ha preso Crocetta, si ha l'idea di quando la gente si sia stancata di andare a votare e quindi non vada a votare. Ma ci sarà un motivo per cui la gente non va a votare. La gente non va a votare perché non si riconosce più negli attuali partiti, perché non c'è più l'ideale che muoveva la persona ad accostarsi alle urne e a difendere il suo ideale. La gente non va a votare perché non viene coinvolta nella partecipazione, la gente non va a votare perché abbiamo tolto dalla legge elettorale l'elemento cardine che metteva gli elettori in condizione di poter scegliere, che era la preferenza. Oggi ti propinano una lista che non conosci, che non sai chi siano, che non vivono nel territorio, che nessuno ha mai visto, e tu non hai motivo neanche di scegliere tra queste persone che non conosci, nel senso che devi soltanto scegliere, mettere una croce e affidare e delegare agli altri persino le scelte di persone che neanche conosce. Tutto questo è la fine della democrazia e la fine della partecipazione. L'idea di ripristinare le preferenze credo che sia un'idea importante, perché si ridà agli elettori la possibilità di scegliere di chi farsi rappresentare. L'idea di tornare a un sistema proporzionale è un'idea giusta, perché si dà agli elettori la possibilità di scegliere proporzionalmente quale partito votare e quindi dare a quel partito quel che serve per poter rappresentare le istanze di chi l'ha votato, e con tutto questo speriamo possa tornare a dar vigore alla politica, altrimenti avremo sempre meno gente che andrà a votare e ci sarà sempre meno una vera democrazia. Se noi immaginiamo che mentre in Italia vota il 50%, quando in Italia qualche anno fa votava l'80%, e lo paragoniamo a un grande paese dove c'è una democrazia che in questi giorni sta vivendo momenti di difficoltà, che è quella americana, che è stata una grande democrazia, dove sino a qualche anno fa, quando in Italia votavano l'80%, lì votavano il 35%, mentre quest'anno, mossi dall'emozione di cambiare presidente e di ridare una svolta alla politica americana, mai ci sono state tutte queste persone che hanno scelto di andare a votare. Si capisce l'involuzione che il nostro paese sta vivendo, mentre gli altri stanno tornando a dare spazio alla partecipazione e alla democrazia. Noi abbiamo il dovere di tornare in mezzo alle persone per spiegare alle persone che c'è una voglia di partecipazione comune e che si è protagonisti di un progetto tutti insieme, non si è protagonisti chi ha un progetto e chi te lo spara addosso. Presidente, abbiamo visto che state iniziando un percorso di adesioni importante anche nel territorio. Tra le tante, per esempio, a Favara avete nominato l'avvocato Antonella Vita e già 2 consiglieri comunali hanno aderito al posto progetto politico. Ecco, questo cosa vuol dire? Che sarete presenti alle prossime tornate elettorali? Si voterà ad esempio anche a Porto Empedocle. Insomma, nell'Agrigentino parecchi centri saranno interessati al voto, insomma sono centri anche importanti, e da lì sicuramente, almeno credo, me lo dirà lei, inizia il percorso anche per eventuali partecipazioni a impegni elettorali più sostanziosi, penso per esempio alla regione, chissà un domani anche a un impegno nazionale. Ma Favara è stato il primo esperimento di ricomposizione di presenza nel gruppo consiliare, perché abbiamo fatto il gruppo consiliare della DC a Favara, ci sono 2 iscritti, 2 consiglieri, e abbiamo nominato una persona, Antonella Vita, che rappresenterà il partito e che sta cominciando a lavorare per fare la lista della Democrazia Cristiana che parteciperà al rinnovo del Consiglio Comunale. È stato il primo esempio, soltanto perché a partire da Favara, dalla prossima settimana, cominceremo a fare i gruppi consiliari e il partito in tutti i paesi, a partire da Raffadali, da Santa Elisabetta, da Aragona, da Siculiana, da Palma di Montechiaro, da Licata. Dappertutto ci sono già consiglieri comunali, da Bivona, dappertutto ci sono già consiglieri comunali pronti ad aderire alla DC, a fare il gruppo e a scegliere quale persona avrà il compito di ricomporre
di far rinascere la Democrazia Cristiana. Stiamo ritessendo umilmente ma con determinazione la rete che porterà la Democrazia Cristiana nel territorio a riaprire le sezioni e a ridare la possibilità, quando lo vorranno, di poter partecipare. In atto, non potendolo fare personalmente, abbiamo aperto una pagina della Democrazia Cristiana su ogni comune di Facebook, dove ce n'è una ad Agrigento, per esempio, ce n'è una a Favara, ce n'è una in tanti comuni, dove le persone aderiscono e cominciano a conoscere il progetto e cominciano a capire quello che vogliamo fare. Se qualcuno di voi volesse farlo, può chiedere di entrare nella pagina, per esempio, di Agrigento, di Favara o di qualsiasi altro comune e capire qual è il nostro programma, come ci stiamo muovendo. E certo c'è l'ambizione e la voglia di partecipare al rinnovo di ogni consiglio comunale, non solo in provincia di Agrigento, ma di Sicilia. Per esempio a Caltagirone stiamo rifacendo la lista Democrazia Cristiana e stiamo tentando di riprendere la vecchia sede che fu di Sturzo, per dare il segnale che la Democrazia Cristiana torna nel cuore, nella casa di chi l'ha fondata. È chiaro che se questo nostro progetto avrà successo e la gente, come noi speriamo, vorrà capire il messaggio che stiamo portando, noi vorremmo riqualificare e soprattutto rimpolpare l'area di centro della politica siciliana, partecipare all'elezione regionale, e io sono convinto che un centro ricompattato in Sicilia ha oggi la possibilità di esprimere una candidatura a presidente della regione, che certamente non posso e non devo essere io, lo dico subito per evitare che qualcuno pensi che io abbia questa intenzione, ma che ci sia una candidatura centrista, liberal democratica, che abbia a cuore i valori e le idee in cui noi crediamo, per ridare alla Sicilia, dopo anni, finalmente tornare ad avere una presidenza moderata, perché no, liberal democratica. Presidente, ecco, in questo quadro quali possibili alleanze potrebbe fare la Democrazia Cristiana? Perché molti se lo chiedono, stare a destra, stare a sinistra, col PD, con altre forze La politiche. Democrazia Questo è, Cristiana non sta diciamo, una né a destra, curiosità che molti vorranno sapere. ma la Democrazia Cristiana non sta né a destra e neppure a sinistra. La Democrazia Cristiana sta al centro. È un partito moderato, di ispirazione cristiana, liberal democratico, che ha a cuore dei valori e ha la presunzione di poter raccogliere attorno al centro una maggioranza che possa far meno della sinistra e della destra. Lei provi a mettere insieme in Sicilia in questo minuto quello che stiamo facendo noi come Democrazia Cristiana, quello che ha fatto Cantieri Popolari, quello che ha fatto Idea Sicilia di La Galla, Forza Italia, Sicilia, il partito d'Italia Viva, che si sta schierando al centro in Sicilia perché hanno già fatto degli altri incontri, il partito di Azione della Vedova. Tutto questo messo insieme, immagino vorrà esserci anche il Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. Se lei mette tutti questi partiti insieme, si rende conto che siamo ben oltre ogni percentuale numerica di alleanza. Tutti questi partiti insieme sono in condizione di esprimere una candidatura e di farla vincere. Non abbiamo bisogno di fare alleanze né a destra con sovranisti né a sinistra con una sinistra. Noi rispettiamo tutti i partiti, ma riteniamo di poter avere la possibilità di vincere portando e imponendo le nostre idee, che non sono né di malpangismo né di sovranismo. In particolare lei diceva Raffaele Lombardo, ma Raffaele Lombardo in questi giorni si è sposato con la Lega, quindi diciamo è il massimo del progetto politico. Almeno... Ma guarda, io conosco Raffaele Lombardo e so quando è innamorato di sua moglie, dubito che lascerà, che farà un altro matrimonio. Politicamente. Io quando parlo di matrimonio lo parlo in senso figurativo. Conosco talmente bene Raffaele che penso che al fascino di un grande partito moderato di centro, che si chiami Democrazia Cristiana, che si chiami in un altro modo, non credo possa pensare di stare altrove, proprio per la fedeltà che ha all'idea e ai valori che questi partiti rappresentano. Oggi la politica è una cosa diversa, oggi ci sono alleanze diverse, ma c'è una condizione sociopolitica diversa. Quando le condizioni della politica si riproporranno
nel dovuto modo, io non ho dubbi che Raffaele Lombardo starà nella parte giusta, cioè nella parte dei moderati e del centro dello schieramento. Presidente, ho sentito qualche critica che è arrivata da parte dell'UDC quando è uscita la notizia di questa scuola di formazione politica, proprio dall'UDC, insomma un partito di centro, che noi la formazione politica la stiamo facendo già da tempo, abbiamo parecchi iscritti, per cui diciamo velatamente insomma c'era una critica a questa sua Io iniziativa. credo, senza fare polemiche, che gli iscritti dell'UDC siano ancora quelli che avevo fatto io, ma comunque non ha importanza. E non mi sono accorto che ci sia stata una scuola di formazione politica. Se c'è, sarò ben lieto di apprezzarla e sarò il primo io ad essere contento che ci sia una nuova scuola di formazione politica, perché più ce n'è scuola di formazione politica e meglio è, per essere chiaro. Mi meraviglia moltissimo invece che qualcuno pensi di guardare con ostilità a chi sta facendo un tentativo di allargare il centro e di portare nuovi consensi al centro. Io sarei ben contento se fosse ancora nell'UDC, se qualcuno venga al centro, e spero che così debbano essere i miei amici, perché tali sono, dell'UDC. Conosco il segretario regionale Decio Terrane, ho stima nei suoi confronti e sono convinto che non potrà che guardare positivamente la possibilità che si allarghi questo centro, che consentirà a un partito come l'UDC assieme agli altri di tornare ad essere maggioranza in Sicilia. È chiaro che quante più persone arrivano nella Democrazia Cristiana, probabilmente ce ne sarà qualcuno che lascerà un altro partito per venire, ma questo conta poco, perché nell'area che stiamo costruendo, che si arrivi dall'UDC, che si arrivi dall'ADC, che si arrivi dai cantieri popolari, va bene lo stesso, l'importante è che ci si ritrovi insieme a condividere uno stesso progetto. C'è chi ha detto che è un'operazione nostalgica la vostra. È un'operazione nostalgica che intende attivare un'emozione. La nostalgia non è una cosa brutta, è una cosa bellissima. Io nei momenti di più difficoltà mi raccolgo e con attenzione sprono il mio cuore ad avere momenti di nostalgia. La nostalgia è una bellissima cosa. Io vi inviterei a guardare film di Tornatore, per esempio quel bellissimo Nuovo Cinema Paradiso, dove ti porta dal primo minuto fino alla fine ad una nostalgia che lascia il tuo cuore e la tua mente sereni, predisposti, vogliosi, ma è una nostalgia che io pensavo, come ho detto prima, potesse incontrare quelli che l'avevano vissuto, perché si è nostalgici di una cosa di cui si è vissuta e che non c'è più. Questa nostalgia invece, quando incontra tantissimi giovani, perché sono molti di più i giovani dei nostalgici di cui parla qualcuno, allora bisognerà chiamarle in un altro modo, chiamiamolo emozione, chiamiamo voglia di politica, chiamiamo voglia di persone che hanno bisogno di credere in un ideale piuttosto che di essere cooptati in un mal di pancia. Non lo so come vogliamo chiamarla, so soltanto che diventa una cosa diversa da un'emozione, diventa un progetto di futuro, diventa una voglia di sentirsi protagonisti col proprio pensiero. E questa è una cosa che mi fa grande piacere. Io vivo la mia nostalgia, c'è altra gente positivamente con soddisfazione, ci sono tanti giovani che invece vivono una splendida avventura mettendo la loro passione e mettendo il loro rigore morale. Siamo tutti contenti, tranne quelli che pensano che noi stiamo facendo una cosa che non serve a niente, ma lo vedremo nel tempo. Vabbè, i risultati poi li dirà la gente nel momento del voto, per cui... Sicuramente. Presidente, parliamo anche di questa nomina che lei giorni fa ha fatto nel settore immigrazione con l'avvocato Ali, diciamo, è stata insomma una cosa bella, un ex 5 Stelle, insomma, lei lo conosceva da tempo. Ma io conosco l'avvocato da quando giovane militava nel suo impegno dentro l'università. In un momento difficile dove la politica si era dissolta, lui aveva pensato di trovare le ragioni del suo impegno politico dentro i 5 Stelle, dove ci sono tantissime persone per bene, sia ben chiaro, sono tutti ragazzi motivati e persone per bene, scontano un'esperienza, ma sono delle persone per bene. Non ha trovato la possibilità di esprimersi e di far valere, di far contare le cose che contano dentro quel partito, e da qualche anno che ragione parla con me di politica
che si è nuovamente cominciato ad impegnare in questa nostra scelta di partito moderato. Ho ritenuto opportuno fare la prima nomina in un argomento che sta a cuore a tanti e che non possiamo far finta che non è un argomento centrale della politica, che è quello del problema dell'immigrazione. Adesso il mio amico Ali List Maman, che è un avvocato che viene da paesi terzi, che si è inserito in Italia, che si è integrato, che si è fatto una famiglia, ci aiuterà a difendere le ragioni di una fratellanza, perché questo è quello che dobbiamo vivere assieme ai tanti altri che in cerca di bisogni varcano e vanno incontro anche al rischio di morte pur di dare un proprio futuro ai propri figli e alle loro famiglie, esattamente come abbiamo fatto noi tanti anni fa, quando andavamo nelle Americhe e ci fermavano nelle isole per vedere se portavamo dietro malattie infettive. E adesso in America i siciliani sono una presenza importante, gli italiani immigrati, che allora erano immigrati e adesso sono cittadini d'America, sono una presenza importante, addirittura abbiamo occupato spazi della politica inimmaginabili. L'attuale sindaco di New York è un figlio e un immigrato italiano. Ecco, io credo che queste valutazioni, noi che siamo un popolo di immigrati, dobbiamo farle con le dovute regole, perché non si possono non applicare le regole dell'integrazione, dello stare insieme, della prevenzione. Tutto questo va fatto, ma va fatto con intelligenza. Ecco, Ali List Maman affronterà questo problema, parteciperà al prossimo convegno internazionale che ci sarà in Sicilia e spiegherà qual è la posizione della Democrazia Cristiana e le ragioni di un partito che pensa che l'accoglienza è una scelta insita in un partito che non solo di ispirazione cristiana, ma che è popolare e ha dentro le sue ragioni uno spirito solidaristico e soprattutto ha voglia di vivere e di costruire una terra libera e soprattutto accogliente. In antitesi totalmente alla linea di Salvini, Ma che eppure stiamo facciamo? vedendo Quanto che finiamo che Salvini, sono insomma, è il partito che attualmente raccoglie il maggior numero di consensi. Come lo spiega questo? Ma io non mi spiego niente, ognuno ha le sue idee, le porta sul tavolo della politica e le fa valere. Chi ritiene di condividere le idee di Salvini, vota Salvini, che tra l'altro è un grande dirigente politico, tutto il rispetto per un uomo come Salvini. Chi ritiene di condividere le idee della Democrazia Cristiana sceglierà di stare con la Democrazia Cristiana. Chi ritiene di condividere quelle della Meloni sarà con la Meloni. Non penso, la politica è fatta di queste cose, è fatta di espressioni di idealità e del tentativo di far conoscere il proprio progetto. Nella libertà della democrazia ognuno sceglierà quello che vuole votare, ma è quello che ci ha insegnato De Gasperi, no? La democrazia non riguarda soltanto difendere le persone che ci vogliono bene, che stanno con noi e che votano per noi. La democrazia consiste soprattutto nel difendere la possibilità di quelli che non condividono le nostre idee di poterle esprimere e di poterle far valere. Ecco, io credo che questa sia la cosa più importante. Ben vengano tutti i progetti di ogni partito, i siciliani e gli italiani sceglieranno quello che vogliono scegliere. Quindi, allargando questa nostra discussione, ci sono dei momenti importanti in Italia che stiamo vivendo. Abbiamo visto oggi intanto l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, per cui diciamo una cosa importante. Secondo, quello che è successo ieri al Senato, diciamo un fatto diciamo importante, perché abbiamo visto anche il tentativo di Mastella, un ex insomma democristiano da sempre, di cercare di dare una mano. Ecco, come valuta quello che è successo al Senato? Lei è stato anche un senatore, quindi conosce bene la macchina. Questo governo Conti andrà avanti. Tra le cose che ha messo nel piatto, nella bilancia, c'è anche la riforma del voto verso un proporzionale. Insomma, una sua valutazione prima di concludere, perché capisco che io credo è tardi. Che la politica stia vivendo dei momenti di difficoltà, di presenza, di partecipazione
motivazione, forse anche di rispetto delle istituzioni, diciamolo con grande franchezza. Io che Renzi abbia alcune ragioni, delle ragioni che ha espresso, che continua ad esprimere. Ormai Renzi purtroppo è entrato in un vicolo cieco di antipatia degli italiani e qualsiasi cosa dice sconda un pregiudizio. Però devo dire che se vogliamo con attenzione analizzare le cose che dice delle cose che credo non siano sbagliate. Io stesso non riesco a capire perché questo governo non abbia preso i 36 miliardi del MES. Perché sono soldi che ci vengono dati a un tasso di interesse di gran lunga minore del resto che stiamo prendendo, però questi non li prendiamo e continuiamo a aumentare il debito pubblico. Ma che senso ha? Giustamente dice Renzi, ma solo perché 5 Stelle non vogliono il MES, il governo non li prende, ma neanche io volevo la legge sulla prescrizione e l'ho votata per tenere in piedi il governo, neanche io volevo il diritto di cittadinanza e l'ho votato per tenere in piedi il governo. Quando si sta insieme ognuno deve fare un sacrificio ascoltando le ragioni degli altri. Io il MES lo prenderei, sono 36 miliardi in un settore della sanità che sta scontando una sofferenza drammatica, perché ormai stiamo vivendo delle difficoltà nei nostri ospedali che sono sotto gli occhi di tutti e non si prendono dei soldi che ci vengono dati a tassi agevolati. Non si capisce perché, invece di comprare i tavoli con le rotelle che è uno sciupio che non è servito a niente, non si sia pensato di portare i ragazzi a scuola organizzando un sistema di trasporto che sia di gran lunga preventivo nei confronti dell'infezione del Covid-19. Non si capisce perché non si siano vaccinati i docenti che stanno a contatto con i ragazzi. Ecco, tante cose che dici io le condivido. Poi sbaglia perché non era il momento per aprire una crisi in un contesto politico difficilissimo quale quello stiamo vivendo. Io non l'avrei mai aperta, ma non posso non dire che le cose che sta dicendo sono giuste. Oggi abbiamo un governo che non ha più la maggioranza, che non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni e che dovremo costruire giorno dopo giorno e vivere un'angoscia come italiani nel sapere se c'è un governo ancora in condizione di di spendere i soldi che ci ha dato l'Europa, di poter fare i ristori per le imprese che sono in difficoltà. Ecco, io questa crisi ancora per qualche tempo non l'avrei aperta, però così è una realtà. Poi è chiaro che quando c'è una crisi comincia il mercato e ognuno pensa di essere protagonista. Questa è una storia vecchia, è stata fatta da Conte, adesso è stata fatta prima di Conte quando c'erano gli altri, però è una vecchia abitudine italiana che non riusciamo a cambiare. Però viviamo questa difficoltà, attenzioniamo però che la politica non può far finta che ci sia una realtà quale quella che stiamo vivendo difficilissima, che è la pandemia. Quindi speriamo bene che si ci possa trovare una soluzione nei prossimi giorni. Presidente, ultima domanda, lei è per un Mattarella bis? Beh, io penso che il Presidente Mattarella abbia fatto bene il Presidente della Repubblica, quindi sarebbe per noi siciliani importante che potesse tornare a rappresentare con equilibrio, con moderazione, senza sbavature, qual è nel suo stile la massima carica dello Stato. Io sono perché lui possa continuare a fare una cosa che ha fatto benissimo, dando equilibrio, garanzie, soprattutto ottenendo il rispetto del nostro paese anche negli altri stati. Però è una scelta che attiene innanzitutto al Presidente della Repubblica e che poi attiene ai partiti politici, al Parlamento che lo dovrà votare. Se dipendesse da me, certamente lo farei. Bene Presidente, noi la ringraziamo per questo tempo, le facciamo i migliori auguri. Grazie. Speriamo che il progetto della Democrazia Cristiana possa ritornare ai vecchi fasti di una volta. Volevo chiedere, ecco, un'ultima domanda, chi vuole partecipare a queste adesioni? A questi incontri? Ecco, lo può fare liberamente? Cosa deve fare? Magari anche per arricchire, per fare un'esperienza. Il corso di formazione politica è chiuso per queste 300 persone perché sarebbero molte, però poi finito il corso noi le lezioni le mettiamo online e chi vuole può ascoltarle, però alla fine non prenderà il diploma della scuola, però non ha importanza, se vuole le può ascoltare. Va bene Presidente, tanti auguri. Auguri, buon lavoro.